Leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 2, inizio dal verso 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi, che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Signore, grazie per l'opera di Gesù. Grazie per la salvezza che Gesù ha provveduto a noi morendo sulla croce. Questa mattina, Signore, vogliamo fermarci davanti a questa meravigliosa realtà. Vogliamo meditare sulla potenza della croce, Signore, per trovare davanti a Cristo la nostra salvezza, la nostra forza, Signore, e servirti come a te piace. Signore, aiutami a condividere la tua parola con i miei fratelli, le mie sorelle, con gli amici che sono qui, Signore. Signore, che la tua parola scenda con potenza, non perché riguardo a questi vasi insufficienti, ma perché tu sei potente, Signore. Te lo chiedo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi, fratelli. Paolo chiarisce un punto a questa chiesa di Colosse che si stava confondendo con raggiri di parole, tradizioni, con filosofie, pensieri personali, vedute personali. Fa chiarezza dicendo: guardate che il fulcro è Cristo e in Cristo voi avete tutto pienamente. E dice Paolo: perché questo? Perché questa grande eredità? Perché questa grande speranza? Perché questa grande ricchezza? Perché Cristo è al di sopra di tutti. Egli è al di sopra, è addirittura il capo di ogni principato e di ogni potenza, e queste sono delle schiere angeliche. Quindi sta dicendo Paolo: Cristo è al di sopra non solo dei governi terreni, delle autorità di questo mondo, ma egli è capo anche delle autorità, degli esseri spirituali, degli angeli. Egli è a capo di ogni cosa. Quindi lui deve avere il riconoscimento, deve essere in autorità su di noi, e noi dobbiamo confidare solo in lui e cercare solo lui, perché non c'è nulla e non c'è nessuno che si possono sostituire all'opera di Gesù. E poi dice Paolo che mentre noi eravamo peccatori, il Signore ha provveduto la nostra salvezza, e questo è avvenuto attraverso la croce. La croce è un simbolo adesso, ci ricorda quello che Gesù ha fatto, la sua morte al Golgota quel giorno di 2000 anni fa, è diventato un simbolo, ma la croce ha ancora tutta la sua potenza. Se voi ci pensate, quando qualcuno si avvicinava al luogo dove venivano crocifissi i malfattori, vedevano delle persone immobili. E Gesù, quando fu inchiodato sul legno della croce, era lì immobilizzato, inchiodato addirittura, i suoi polsi, i suoi piedi, era lì fermo su quel legno.
E chi passava davanti a quella croce vedeva un uomo inerme, un uomo impotente, un uomo immobilizzato, un uomo preso contro la sua forza, inchiodato su un legno e bloccato lì. Quindi l'immagine della croce esteriormente è un'immagine che parla di qualcosa di fermo, di qualcosa che non ha potere. E quindi questa era l'apparenza esteriore. Però noi sappiamo che mentre quel legno era fermo, veniva sprigionata tutta la potenza di Dio per salvare l'umanità. Mentre tutti vedevano un uomo bloccato lì, debole, abbattuto da un popolo più feroce come era quello dei Romani, nel mondo spirituale quella croce non era assolutamente ferma, anzi, quella croce iniziava a far muovere la potenza di Dio per salvare chi non poteva essere salvato in altro modo. Quella croce manifestava tutta la sua gloria, quella croce si proiettava nel mondo spirituale per vincere il maligno e dare a noi la vittoria della vita eterna. Quindi mentre agli occhi umani sembrava che tutto era sconfitto e umiliato, nel mondo spirituale l'opera della croce aveva tutta la sua potenza, splendeva in tutta la sua gloria e salvava tutti quelli che da quel momento in avanti avrebbero invocato il nome del Signore per la loro salvezza. E dice Paolo che attraverso la croce il Signore ha prodotto delle azioni potenti in nostro favore e l'opera della croce ha fatto qualcosa per noi che crediamo. E se c'è qualcuno che questa mattina ancora non ha creduto in Gesù per la sua salvezza, non credere in Gesù che esiste, che è stato buono, ma credere in Gesù per la sua salvezza, quella croce ha ancora azioni potenti per te e per me. E Egli ancora può salvare in un modo straordinario. L'opera della croce rende, dice Paolo, chi crede in Cristo vivo. Dice Paolo che Dio ha vivificato voi con Lui. Noi eravamo morti, ma quella croce, quel giorno, proiettandosi poi nel futuro, quando noi avremmo creduto in Lui, quel giorno ci ha resi vivi. Noi eravamo morti, eravamo nella morte, la nostra condanna era la morte eterna, ma per mezzo della morte di Gesù Dio ci ha vivificati e ora siamo viventi. Viventi non in termini fisici, naturali sicuramente, ma in termini spirituali, perché chi non ha Cristo nel cuore è morto nei suoi falli e nei suoi peccati. Nel nostro cuore, c'era il peso dei nostri peccati e quel peso di peccato era così schiacciante da farci morire. Purtroppo stiamo vedendo, in questi mesi c'è più risalto dai mass media di queste morti sui luoghi di lavoro e molte di queste morti sono per mezzi che cadono e schiacciano operai che sono sotto o macchinari pesanti che li travolgono. Il peso del peccato è ancora più schiacciante. Quel peso grava sul cuore di tutti gli uomini e li schiaccia dando loro morte, separazione da Dio, toglie ogni speranza. Il peccato è il peso che ci fa morire, ma Gesù è morto per noi e quella morte sostitutiva Dio l'ha presa per dare a noi la vita. E come ci dà la vita il Signore? Perdonando, dice Paolo, tutti i nostri peccati. Perché ogni singolo peccato davanti a Dio è schiacciante. Molti dicono, scusate se bevo ma la mia gola non mi assiste oggi.
Molti dicono che ci sono dei peccati nella nostra vita che fanno male, sì, ma non tanto male, cioè non daranno la morte. Qualche pensiero, qualche azione secondaria, qualche cattivo sentimento che è una radice velenosa. In realtà la parola di Dio insegna che ogni singolo peccato, in quanto peccato, ha un peso specifico che è schiacciante per la nostra anima e produce morte. Quelli che peccano per dare esuberanza alla loro vita, per far vibrare la loro vita, per renderla entusiasmante, per sentirsi vivi, alcuni dicono, in realtà stanno producendo morte, stanno schiacciando la loro vita stessa con la morte. Ma benedetto sia Gesù che è morto sulla croce per darci la vita, per togliere il peso che schiacciava l'anima nostra, ci soffocava e darci la vita. E quando il peccato è tolto, noi abbiamo vita eterna. Questa mattina possiamo andare al Signore per i meriti di Gesù e sentire per noi queste parole: voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Cristo, perdonandoci tutti i nostri peccati. Noi possiamo credere in Cristo, ma se non risolviamo il problema del peccato non avremo vita, ma Cristo perdona tutti i nostri peccati. Noi vogliamo andare a Lui e dire: Signore, grazie per la potenza della croce che questa mattina è ancora capace di perdonare tutti i nostri peccati. E noi vogliamo che il Signore perdoni tutti i nostri peccati. Amen. E se qualcuno dice: io penso che il Signore abbia perdonato tutti i miei peccati, chieda al Signore, per mezzo dello Spirito Santo, di illuminare il nostro cuore, per illuminare quelle parti della nostra vita in cui forse risiede ancora il peccato e noi non ce ne rendiamo conto. Perché questa mattina quella croce è potente ancora a darci vita. Vita. La vita che si ha attraverso il perdono dei peccati. Ed è questa la prima azione potente che la croce produce in noi. La vita ci rende vivi. Ma la seconda è altrettanto straordinaria. Il Signore, attraverso la croce, ci rende innocenti. Perché dice la parola che noi eravamo accusati non tanto dal diavolo, ma da Dio, che è santo. Eravamo accusati perché noi siamo peccatori. Ma Gesù è venuto, è morto sulla croce e ha cancellato ogni traccia di debito. Egli ha cancellato, dice Paolo, il documento a noi ostile. Egli ha tolto il senso di colpa. Quel senso di colpa per le nostre colpe commesse non ci deve più assalire, perché noi siamo stati perdonati da Gesù e siamo stati resi da Gesù innocenti. Quando l'accusatore verrà a noi sentiremo il nostro avvocato dire: lascialo stare perché lui è innocente. Non c'è più nessun documento che lo accusa, non c'è più nessun documento che lo rende sotto giudizio, perché io per la croce l'ho reso innocente. Gesù è capace di renderci innocenti. Alleluia. Cioè, oggi nel mondo c'è la fedina penale che ha dei segni che vengono ricordati anche negli anni. La nostra fedina penale spirituale è pulita, è un documento su cui non c'è scritto più nulla. Non soltanto è stata messa una riga sopra, ma è stato completamente cancellato. Tutto cancellato per mezzo della croce, quel documento della legge che pretendeva da noi una santità che noi non avremmo mai raggiunto
quel documento è stato cancellato. Perché sapete, c'è un modo per essere salvati senza Gesù. Lo dice la Scrittura. Si può essere salvati se si rispetta perfettamente per tutta la vita la legge di Dio. C'è un modo, ed è questo. Tu puoi essere salvato se per tutta la tua vita, dal primo giorno della tua esistenza al giorno della tua morte terrena, tu rispetti la legge di Dio. Quindi c'è un modo. Ma voi vedete che questo modo è impossibile per noi, che nessuno di noi ha mai vissuto un giorno solo senza trasgredire la legge di Dio, che non è una legge soltanto di fatti, ma anche che guarda il nostro cuore, i nostri desideri, i nostri sentimenti. La legge di Dio è una legge perfetta, la legge di Dio è la legge della santità, e quella legge, quella santità a noi richiesta per andare alla presenza di Dio ci schiacciava come una condanna, perché pur volendo andare a Dio, pur volendo piacere a Dio, pur volendo appressarci a colui che è santo, non potevamo, non possiamo tuttora. E allora la santità di Dio e la legge di Dio diventavano la nostra condanna. Ma un giorno è venuto Gesù e ha pagato il prezzo che noi non potevamo pagare. Lui ha vissuto una vita rispettando la legge di Dio e poi è salito sulla croce e ha detto al Padre: questa è la morte che dovevano subire i peccatori, ma la subisco io al loro posto per cancellare il documento della loro condanna. Ora, o Padre, tu considerali innocenti. Per la potenza della croce, per la potenza della morte sul Calvario, sia benedetto il nome del Signore. Ora quel documento di condanna, dice Paolo, non è più per noi un documento di condanna, perché su quel foglio dove c'erano elencati i peccati che condannavano a morte i peccatori, il nostro nome è stato sostituito dal nome di Gesù, che ha pagato il prezzo che noi non potevamo pagare. E allora dice Paolo che egli ha cancellato il documento a noi ostile e l'ha tolto di mezzo e ci ha resi innocenti. La croce è così potente da rendere innocente un peccatore. E questa mattina tu puoi andare al Signore sentendoti innocente per i meriti di Gesù. E non è un'innocenza presunta. Quelli che hanno conosciuto il Signore, quelli che sono stati salvati, sono nati di nuovo, non parlano di cose presunte, come tanti altri fanno. Io penso, io credo di essere salvato, credo che alla fine ce la farò. Noi non possiamo vivere con sé, con ipotesi, con credo di farcela, vediamo. Perché se viviamo con queste incertezze, se viviamo con i nostri metri di giudizio, noi continuiamo a essere disperati, non abbiamo la certezza al 100%, e guardate che qui non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando della vita e della morte. Non possiamo scherzare sulla nostra sorte eterna, non possiamo dire chissà, ci provo, io credo di amare il Signore, io credo di fare la volontà di Dio, e poi un giorno scoprire che non era vero, che non era quello che pensavamo noi. Non possiamo scherzare su queste cose. Ma quando viene Gesù e ci salva e ci rende innocenti, nel nostro cuore c'è la certezza del perdono. E noi diciamo: io so che sono salvato. Io so che sono innocente perché il Signore fa cadere su di me l'opera di Gesù. Io lo so. E quando noi lo sappiamo, il senso di colpa svanisce.
E noi non possiamo più vivere con dei sensi di colpa, per delle condanne, per un senso di giudizio, per quello che abbiamo commesso. Non possiamo più, perché siamo stati resi innocenti. Quel documento che ci condannava è stato tolto di mezzo e noi siamo innocenti. C'è una terza opera potente che compie la croce per noi. Ci rende inattaccabili. Dice Paolo che ha spogliato i principati e le potenze. Sta parlando delle schiere angeliche che vanno dietro al diavolo e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Il diavolo, l'accusatore, il calunniatore è stato spogliato alla croce. Colui che sempre prova ad abbatterci, a farci cadere, a tentarci, a lui è stata tolta alla croce ogni autorità. E quando noi soccombiamo sotto le sue lusinghe, cediamo, è perché ci stiamo allontanando da quell'atto potente che lo svergogna, che lo rende umiliato, che fa di lui qualcosa di ridicolo. Il Signore ha reso ridicolo il diavolo alla croce, ne ha fatto un pubblico spettacolo davanti al mondo. E il diavolo non ha più autorità. L'accusatore non ha più potere su di noi. Può provare, può gridare, può spirare minacce su di noi, può avvicinarsi con tutta la sua aggressività, con tutto il suo orrore, può sfoderare tutte le sue armi, tutti i suoi spaventi, ma non può toccare un capello solo di quelli che confidano in Cristo, perché Cristo sulla croce ha spogliato i principati e le potenze, li ha resi ridicoli, li ha umiliati. Loro che provavano ad abbattere il Signore li ha presi e sulla croce li ha umiliati, in modo che noi siamo inattaccabili. Alleluia! E per la croce noi possiamo resistere alle tentazioni del maligno. Sapete, quando nell'antichità gli eserciti vincevano altri eserciti, conquistavano territori, umiliavano popolazioni, poi tornavano in trionfo. Il trionfo era un corteo in cui il vincitore saliva sul suo carro, si vestiva delle vesti più grandi, metteva sul suo carro la sua famiglia e passava attraverso le strade della sua città per far vedere la grande vittoria che aveva avuto. E su quel carro c'erano i tesori, c'erano i tessuti, le spezie, tutto quello che di più prezioso, di più vistoso poteva essere messo in mostra, veniva messo sul carro del vincitore per far sapere a tutti che il vincitore aveva vinto. Ma dietro il carro del vincitore veniva sempre un secondo carro con i prigionieri. E di solito non erano i soldati, ma erano i principi, erano i comandanti, erano i sovrani, che venivano spogliati. Non venivano messi in vesti ricche, ma venivano umiliati, a volte mezzi nudi, tutti feriti. Venivano messi lì così umiliati proprio per far comprendere che tutta la loro gloria e tutta la loro autorità era stata vinta e tolta, e loro adesso erano soggiogati a colui che aveva vinto. Gesù in questo modo ha spogliato i principati e le potenze nei luoghi spirituali. Ha umiliato colui che è il nostro accusatore. L'ha umiliato, l'ha reso ridicolo davanti al mondo e soprattutto davanti a noi. E quando Lui viene con tutta la sua forza, ricordiamoci che la sua forza alla croce è stata annientata. Lui non ha più potere su di noi. E noi possiamo essere inattaccabili perché Gesù ha vinto per noi. Non c'è tentazione che noi non possiamo superare nel nome di Gesù.
Noi possiamo resistere a ogni lusinga, a ogni seduzione, a ogni tentativo di farci cadere, e la nostra vita può dare gloria al Signore. Ogni volta che noi cediamo alle lusinghe dell'avversario, noi ci stiamo allontanando dalla croce. E Dio non si prende gloria in questo, ma ogni volta che noi ci nascondiamo dietro alla croce e vinciamo ogni tentazione, noi stiamo realizzando la potenza della croce che ci rende inattaccabili, e la nostra vita onora il Signore e dà gloria a Lui ancora oggi. E ancora oggi proclamiamo che la croce è potente. E noi vogliamo ringraziare il Signore questa mattina, perché l'opera della croce può fare ancora qualcosa di grande per noi, può dare vita, può cancellare il senso della colpa, può renderci forti davanti alle tentazioni. Questo solo per l'opera di Cristo. E dico ancora leggendo Colossesi: Egli ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatti un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E voi, che eravate morti nei vostri peccati, Dio vi ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Fratelli, alziamoci in piedi e andiamo per fede ai piedi della croce, per trovare lì il